Salve a tutti. Molti capi di Stato e di Governo hanno definito la situazione seguita alla pandemia del Covid-19 come una guerra che ha sconvolto le economie di interi paesi e che ha trovato molti di questi paesi impreparati a questo evento, ma l'Italia ha dato risposte chiare e forti. Dentro questo problema, con piedi, mani, col corpo completo, c'è anche la cooperazione e di questo parliamo oggi con i responsabili di Confcooperative che ci chiariscono meglio qual è la situazione. Presidente Graffi Brunoro, la pandemia del Covid-19 purtroppo si è scatenata su un sistema economico già fragile. Con quale impatto dal suo osservatorio? Ma allora, lasciatemi fare innanzitutto una considerazione di ordine generale, che il mondo della cooperazione condivide il principio che la salute innanzitutto, quindi è assolutamente condivisibile l'approccio che i nostri governanti hanno deciso di adottare, che è quello di un forte contrasto a ogni rischio di diffusione del contagio. Poi sul piano economico non possiamo non rilevare che purtroppo questa emergenza di ordine sanitario si inserisce in un contesto dove credo che più del 20% delle piccole e medie imprese manifestassero già sintomi di non indifferente rischiosità sotto i profili della sostenibilità economico-finanziaria. Quindi ovviamente arriva su un corpo economico piuttosto fragile. Terza considerazione riguarda il fatto che tutto dipende dal tempo. Se questa cosa dura 2 o 3 mesi, con fatica, con qualche cicatrice, ma probabilmente in relativamente poco tempo, 6-12 mesi, ce la possiamo fare a recuperare. Se questa cosa dura fino a fine anno, come gli scenari più catastrofici ipotizzano, ci metteremo sicuramente molto più tempo. Chi disegna scenari per il futuro parla di 3-5 anni e sicuramente i più fragili saranno molto più in difficoltà e non tutti ce la faranno. Abbiamo parlato di imprese in senso generale, ma se ci focalizziamo sulla cooperazione, quindi facendo una fotografia al momento attuale, dopo l'entrata in vigore delle norme molto più restrittive del governo rispetto alle precedenti, ci può raccontare com'è la situazione? È chiaro che per il mondo della cooperazione di questa regione, dove ci sono oltre 10.000 persone che lavorano nelle nostre cooperative, 10.000 persone delle quali 3.000 hanno già subito importanti decurtazioni del loro orario di lavoro e altrettante andremo a siglare accordi con le parti sindacali nelle prossime settimane. È chiaro che sta lasciando il segno. Poi è un segno diversificato a seconda dei settori delle nostre federazioni di riferimento. È chiaro che nel mondo del trasporto e dei taxi il blocco assoluto della circolazione delle persone, soprattutto delle scolaresche, per le cooperative di noleggio pullman, diciamo, è chiaro che questo significa la totale perdita del fatturato, perché di solito si concentra fra febbraio e maggio con le gite scolastiche, e questo lascerà evidentemente il segno. Abbiamo poi il mondo dei servizi e della logistica, dove anche qui è chiaro che tutto il mondo delle cooperative di pulizia e di servizi si ritrovano ad avere molto meno lavoro, e anche quel particolare lavoro che è la sanificazione non possiamo certo pensare che riesca a compensare il lavoro che è venuto meno. C'è poi il mondo delle cooperative sociali, quelle che gestivano asili nido e scuole dell'infanzia. È chiaro che con la chiusura totale si ritrovano senza opportunità di lavoro, ma c'è anche il mondo di tutte le cooperative sociali che si occupavano delle persone disabili, delle persone anziane, delle persone con difficoltà varie, e anche qui le complessità nel gestire questi servizi antichi con modalità moderne e soprattutto consone ai bisogni dell'emergenza sanitaria mettono a rischio il settore. Un settore che più di altri forse paga dazio in questa vicenda è quello del mondo della cultura. Tutto il mondo dei musei che nella nostra regione, o delle altre attività culturali che sono legate a importanti cooperative, così come tutto il mondo della cultura, teatri e cose simili, si trova in questo momento a dover chiudere completamente la sua attività, a riformulare i suoi calendari, e anche questo lascerà il segno.
E infine c'è il mondo dell'agricoltura. Il mondo dell'agricoltura e dell'alimentare, soprattutto per la tipologia di produzioni che sono deperibili, il primo fra tutti il latte, e ovviamente con il calo dei consumi stiamo registrando delle complessità non indifferenti.